ISO. L'omicidio di Mayla Beccarello a Cavarzera. Oggi dall'autopsia è emersa rilevante l'aggressività espressa su tutto il corpo della povera 37enne. Domani nuovo sopralluogo nella casa dell'orrore. Rivolta in tutta la città metropolitana contro il taglio dei finanziamenti al bando periferie. Luigi Brugnaro pronto a guidare da domani la protesta dei sindaci veneti. Virus West Nile, il terzo decesso in Veneto legato all'infezione causata dalla puntura di zanzara infetta, vittima una 64enne residente in un comune vicino al San Donatese. Tracce di sangue e bossoli in piazza Barche a Mestre. La polizia indaga su una violenta rissa segnalata nella notte nella zona centrale della città che avrebbe provocato qualche ferito. A Veternigo, barista affronta i ladri di scacciatestate nel suo giardino, ma i residenti sono esasperati dai continui furti nelle abitazioni. È stata spostata nella Basilica di Santi Giovanni e Paolo a Castello la cerimonia funebre per l'addio all'editore Cesare De Michelis. A ricordare l'editore saranno Massimo Cacciari, Francesco Giavazzi e Giuseppe Lupo. Ha sollevato nuove discussioni la proposta del ministro Salvini di reintrodurre la leva obbligatoria dopo la cancellazione della norma nel 2004. Opinione pubblica divisa tra favorevoli e contrari. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. L'edizione veneziana dei nostri telegiornali che torna a parlare in primo piano dell'omicidio di Cavarzera, l'omicidio della povera Mayla Beccarello, la 37enne uccisa selvaggiamente dal marito Natalino Boscolo Zemello, che si trova in carcere. Per questo stamane è stato il giorno dell'autopsia all'ospedale di Chioggia sul corpo della povera 37enne, domani nuovo sopralluogo nell'abitazione della coppia a Cavarzera. L'aggressività espressa su tutto il corpo di Mayla Beccarello è rilevante. L'autopsia non mente. Le prime indiscrezioni sull'esito dell'esame che ha avuto luogo stamani all'ospedale di Chioggia confermerebbero la violenza spropositata scaricata addosso alla 37enne percossa a morte. Con l'autopsia è stato eseguito anche un esame radiologico che ha cristallizzato gli effetti della brutalità del femminicidio di Cavarzere. È stato il sostituto procuratore di Venezia Stefano Buccini a disporre gli accertamenti e a conferire l'incarico all'anatomopatologo Antonello Cirnelli, che domani mattina assieme al reparto scientifico dei Carabinieri si recherà nella casa in via Regina Margherita per definire la dinamica della morte della donna e la comparazione delle lesioni con i rilievi eseguiti mercoledì scorso dall'Arma. Per il momento il corpo di Mayla Beccarello resta a disposizione della magistratura, che non ha ancora dato ai familiari il nulla osta per i funerali. Natalino Boscolo è invece rinchiuso a Santa Maria Maggiore dopo che venerdì il giudice del Tribunale di Venezia ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere dell'uomo accusato di omicidio volontario aggravato dal rapporto di parentela e dalla particolare crudeltà. Il 35enne durante l'udienza di convalida ha risposto a tutte le domande, ma il suo racconto di ora in ora si allontana dai riscontri, per ora inconfutabili. E adesso la rivolta degli enti locali, dei comuni, capoluogo per il taglio, per il congelamento meglio dei fondi per il bando periferie che si trova all'interno del decreto milleproroghe passato in Senato. Domani Venezia è pronta a diventare la capitale di questa rivolta dei sindaci in Veneto. Hanno risposto alla chiamata di Luigi Brugnaro i sindaci dei capoluoghi veneti e quelli dei comuni della città metropolitana. Domani saranno a Venezia per discutere insieme una strategia condivisa e lanciare il loro messaggio a Roma, incuranti del colore politico della singola amministrazione. Il governo ripristini i fondi congelati del bando periferie. La battaglia contro il blocco dei finanziamenti a decine di progetti fondamentali per i capoluoghi veneti incassa intanto il sostegno delle categorie economiche e professionali. Per il presidente della Confcommercio metropolitana, Massimo Zanon, il rischio è quello di fermare un processo di rigenerazione e riqualificazione di aree importanti delle città. Iniziative, scandisce, indispensabili per i nostri centri urbani. Preoccupazione condivisa anche dall'Ordine degli Avvocati di Venezia, che teme l'interruzione dei lavori per il completamento della cittadella della giustizia in Piazzale Roma. Confermiamo sin da ora, garantiscono in una nota, il nostro appoggio e partecipazione a tutte le iniziative che gli organi politici e amministrativi intendono intraprendere per non veder vanificare più di 20 anni di lavoro.
mentre dal PD arriva l'appello a superare le logiche politiche in nome degli interessi delle comunità. È importante adesso che la battaglia vada fatta unita, mi pare che per di più le lamentele provengano dai sindaci di tutti gli schieramenti politici. A settembre, con gli emendamenti che potranno essere presentati alla Camera, vedremo se questo governo giallo-verde deciderà di confermare il taglio alle periferie e quindi di in qualche modo assolutamente andare contro a quanto detto per tutta la campagna elettorale, dove hanno fatto delle periferie il loro cavallo di battaglia. Adesso il virus West Nile, con il terzo decesso registrato in Veneto, che è quello di una 74enne morta all'ospedale di Oderzo, una donna che risiedeva in un comune ai confini con il San Donatese. Una persona anziana ma gravemente malata, potremmo dire in fase terminale di vita. Era una paziente neoplastica con un grave tumore al polmone, diagnosticato 8 anni fa, e quindi il suo sistema immunitario era gravemente compromesso. Pesava appena 35 kg, distribuiti su un'altezza di 1,70 m, un fisico già pesantemente debilitato da anni di battaglia contro il cancro, privo di difese e immunodepresso. Così l'aver contratto il West Nile è stato il colpo finale. Il primo decesso nella Marca legato alla complicazione del virus del Nilo è una 74enne residente in un comune ai confini con il San Donatese, ricoverata da una settimana nel reparto di medicina dell'ospedale di Oderzo. La donna è espirata stamane dopo che le sue condizioni si erano velocemente aggravate in pochi giorni. Era una paziente in stato soporoso, sonnolenta, e quindi i medici hanno pensato di fare una serie di esami pensando a una encefalite, e quindi è stato riscontrato questo virus West Nile. Quello di stamane è il terzo decesso in Veneto legato al virus, sempre in pazienti già gravemente malati. Complessivamente i casi di infezione accertati sono poco meno di 65 nella Marca, ma tra questi si tratta soprattutto di forme lievi e una ventina con forme neuroinvasive a diversi livelli di gravità. I numeri sono un po' più elevati rispetto all'anno scorso, però diciamo che è sotto controllo questa epidemia. Per oltre il 90% si tratta di una patologia minima rappresentata da febbricola, di cui il paziente in genere non se ne accorge, che dura 1 o 2 giorni. In meno dell'1% c'è un coinvolgimento più ampio che si arriva fino a patologia di encefalite. Dei 5 casi riscontrati nella Marca, quasi tutti riguardano situazioni di deficit immunitario, tranne uno. In un solo caso abbiamo avuto un atleta che però era già febbrile e ha voluto comunque fare una gara pesante, e quindi ha creato un'immunodepressione che lo ha portato ad avere delle complicanze che poi si sono risolte. Un virus endemico che non si trasmette da persona a persona ma solo attraverso le zanzare, e contro il quale gli accorgimenti sono quelli già ribaditi in queste settimane. Utilizzare i repellenti nelle ore serali o alla mattina quando le zanzare pungono, e cercare di coprirsi magari a maniche lunghe, pantaloni lunghi nelle zone dove la densità delle zanzare è elevata. Giallo a Mestre, tracce di sangue e alcuni bossoli di pistola rinvenuti la scorsa notte dalla polizia intervenuta con le volanti in piazza Barche, appunto a Mestre. Della notte infatti la segnalazione di una rissa e di una successiva sparatoria nelle vicinanze di un bar. Testimoni hanno riferito che vi sarebbe stato uno scontro tra alcune persone scese da 2 automobili e di un'altra persona che per intimorirle avrebbe esploso alcuni colpi d'arma da fuoco in aria. Sembra esservi stata anche una colluttazione con alcuni feriti. L'inquietante episodio è al vaglio dell'autorità giudiziaria e degli uffici investigativi della Questura di Venezia con l'ausilio della Polizia Scientifica. Intanto sul fronte sicurezza a Santa Maria di Sala, a Veternigo, la storia di un barista che ha affrontato i ladri in giardino a testate, li ha fatti fuggire, li ha anche sfidati su Facebook, ma al di là di questo episodio in zona c'è esasperazione per i furti. Diversi casi che sono successi qua in zona, l'ultimo qui in via, una delle vie qui in fondo, il Rugoletto, dove sono stati colti in flagrante 2 ladri che sono stati giustamente cacciati dal proprietario, che è rientrato in concomitanza con l'evento. Protagonista dell'avventura un barista appena rientrato dal lavoro in un locale di Milano. Al suo rifiuto di consegnare loro lo zaino che portava in spalla, i ladri lo hanno colpito con un badile. Lui ha reagito scacciandoli dal suo giardino a testate e gomitate, per poi deriderli su Facebook. Ritentate, scrive Beffardo tra gli applausi dei concittadini, forse sarete più fortunati.
Non tutti però a Veternigo di Santa Maria di Sala hanno il suo coraggio e in molti, soprattutto anziani, si dicono preoccupati dall'escalation di furti degli ultimi tempi. Chi è che ferma questi furti? Che se ha paura di andare fuori di casa. A notte non possiamo stare a casa libera perché c'è paura, bisogna che sia uno sempre a casa. Non so dove siamo tirati. Ce ne sono stati diversi anche nel mio condominio poco tempo fa da mia nipote, sempre qui in zona, qua il quartiere qui dietro. In via Rugoletto i residenti si difendono come possono, non c'è giardino senza il suo cane da guardia e molti si sono dotati di videosorveglianza e nella zona è attivo anche il controllo di vicinato. Nulla di tutto questo ha fermato le continue incursioni notturne dei predoni. Non hanno paura di niente, sospirano i cittadini che chiedono un maggiore controllo da parte delle forze dell'ordine. Le pattuglie che girano secondo me non sono sufficienti, perché alla fine io sono quasi sempre qua fuori in giro, più o meno quasi tutte le ore del giorno, e scarseggiano. Martellago invece la decisione drastica è che fa discutere di un bar, di un locale che annuncia niente più alcol servito ai rom. Avvisiamo i clienti che per un grave fatto successo giovedì c'è stato imposto di non poter somministrare più bevande alcoliche e superalcoliche a tutte le persone di etnia rom. Il post pubblicato dalla pizzeria L'Alternativa di Martellago ha scatenato un putiferio su Facebook prima di venire rimosso dal social network per violazione degli standard della comunità. Molte le segnalazioni di utenti che vi hanno letto un'istigazione all'odio razziale, ma forse ancor più numerose le testimonianze di solidarietà dei clienti del locale. Non voleva essere un post razzista, si difende il titolare, comunque non abbiamo cambiato idea. A dare origine al caso, spiegano dalla pizzeria, le numerose e ripetute intemperanze di clienti rom che si sono più volte ubriacati, importunando gli altri avventori e rifiutando di pagare il conto. L'ultimo episodio giovedì sera, quando il personale del locale si è visto costretto a chiamare i carabinieri. Ora a Mestre, dove con un'operazione di controllo la Polfer ha bloccato 4 borseggiatori in stazione. Colti con le mani nel sacco, è proprio il caso di dirlo per i 4 borseggiatori già noti alle forze dell'ordine, pizzicati mentre erano intenti a derubare viaggiatori in transito nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Mestre. I 4, di nazionalità romena e senza fissa dimora in Italia, sono stati intercettati dagli agenti della Polfer, che in questi ultimi giorni ha potenziato i dispositivi di servizio di prevenzione e repressione dei reati in ambito ferroviario. I borseggiatori sono stati intercettati sabato all'esterno della stazione, in prossimità delle fermate degli autobus del servizio extraurbano. Poco prima erano stati visti scendere da un'auto con targa straniera e indirizzarsi divisi verso le pensiline dei bus particolarmente gremite di passeggeri diretti a Venezia e nelle località balneari. I 4, 2 uomini e 2 donne, individuato la vittima potenziale, hanno iniziato a spingerla posizionandosi in modo tale da rallentarne la salita sull'autobus. Uno dei malfattori, approfittando del trambusto, ha tentato di infilare una mano nel bagaglio di un ignaro turista, ma il colpo non è riuscito. E dopo il secondo tentativo andato a vuoto, una mano lesta è riuscita a sottrarre il portafogli a una turista intenta a salire su un pullman della Flixbus. Gli agenti a quel punto sono entrati in azione. I 4 sono stati arrestati e portati in carcere. Il palo che li attendeva in macchina è invece riuscito a sfuggire alla cattura. A proposito di sicurezza, cittadini in assemblea per sollecitare una modifica al nuovo regolamento di polizia locale del Comune di Venezia. È un ostacolo all'uso degli spazi pubblici, dice il presidente della municipalità di Venezia Murano Burano, Giovanni Martini. Sentiamo le sue parole. Ci sono delle nuove parti, insomma nuovi articoli che sicuramente rendono molto più difficoltosa l'organizzazione di eventi pubblici, cittadini, ma anche semplicemente piccoli ritrovi. Se anche attraverso il regolamento di polizia urbana si garantisce convivenza e cordialità tra cittadini, si può parlare di tutela della qualità della vita, altrimenti non lo si può leggere se non come un ulteriore ostacolo all'uso degli spazi pubblici, una sostanziale riduzione di spazio per la città e la sua vita. È sulla base di questa argomentazione che la conferenza dei capigruppo della municipalità di Venezia ha concordato sull'opportunità di convocare a settembre un'assemblea pubblica sulla proposta del nuovo regolamento di polizia e sicurezza urbana. In particolare l'attenzione è puntata sulle condizioni che vincolano l'occupazione degli spazi pubblici e che, così come sono, rappresenterebbero un ulteriore ostacolo all'organizzazione di eventi partecipati, di momenti aggregativi e di semplice utilizzo per piccoli momenti conviviali. Le classiche tavolate, le classiche incontri, assemblee o comunque incontri conviviali che si possono svolgere in città, che si
dei nostri campi e dei nostri spazi pubblici esterni. Il tutto, spiega Martini, viene motivato con un bisogno di maggiore tutela degli spazi cittadini, quando la concessione di spazi pubblici ai plateatici ha oggettivamente compresso gli stessi spazi di gioco dei bimbi e in alcuni casi la stessa viabilità cittadina. Altro motivo dichiarato è quello di garantire la sicurezza dei partecipanti a sagre o eventi sul suolo pubblico. È più che mai giusto garantire la sicurezza dei cittadini, ma, dice Martini, viene spontaneo chiedere qual è la sicurezza che si garantisce in una città congestionata da indistinti fiumi di turisti che riempiono e intasano il reticolo viario cittadino. Cittadini che vogliono recuperare la vita nei campi e nelle corti, perché è la vita dei cittadini veneziani che hanno il diritto di riprendersela, perché purtroppo in questi anni l'hanno persa. Allora il volantinaggio anti-voucher da parte della CGIL al Lido di Venezia, vediamo. Gazebo e volantinaggio contro i voucher della Filcams CGIL davanti agli imbarcaderi di Piazzale Santa Maria Elisabetta al Lido. Il rapporto di lavoro costruito da questi strumenti è totalmente inadeguato, sostengono i sindacalisti che protestano contro la reintroduzione prevista nel decreto dignità. Abbiamo scelto una località di mare, spiegano, perché sono i lavoratori stagionali del turismo a subire quella che consideriamo un'ingiustizia. I lavoratori che oltre a fare i conti poi con 7 mesi di inattività, perché insomma il sole esce solo d'estate e il turismo si sviluppa in queste zone soprattutto d'estate, hanno una quota salariale con i voucher che non gli possono permettere nessun tipo di aspetto in qualche modo previdenziale. Adesso una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio in diretta il telegiornale di Venezia per parlare della scomparsa di Cesare De Michelis, il presidente della storica casa editrice Marsilio. Domani alle 14 i funerali, ma la cerimonia è stata spostata alla Basilica dei Santi Giovanni e Paolo nel quartiere di Castello a Venezia. Perché questo cambio di programma è dovuto alla previsione di una vasta partecipazione che la Chiesa Evangelica e Metodista di Santa Maria Formosa, individuata come primo luogo per l'addio, non avrebbe potuto contenere. Dunque il rito funebre avrà inizio alle 14 alla Basilica dei Santi Giovanni e Paolo a Venezia. A ricordare l'editore saranno tra gli altri Massimo Cacciari, Francesco Giavazzi e Giuseppe Lupo. E adesso il dibattito sulla reintroduzione della leva obbligatoria, nato da una proposta del ministro dell'Interno Salvini, che ha trovato però anche l'opposizione nel suo stesso governo. Naia sì o naia no? I ragazzi così imparano l'educazione, dice Salvini, idea non più al passo con i tempi, replica 30. E il fatto che l'uno e l'altra siano rispettivamente vice premier, ministro dell'Interno e ministro della Difesa non è di poco conto. La divisa divide e al di là del gioco di parole a descrivere un governo dove le liti non mancano, resta un fatto concreto, che il Veneto a ripristinare un periodo di leva obbligatorio civile o militare di 8 mesi ci sta pensando da tempo, al punto che già nel giugno scorso aveva approvato a maggioranza una proposta di legge statale d'iniziativa del Consiglio regionale. Tra le maggiori fautrici dell'idea vi è l'assessore veneto all'istruzione e al lavoro Elena Donazzan di Forza Italia. Mai come ora, spiega, i giovani italiani hanno la necessità di riappropriarsi di un senso di appartenenza alla nazione, che porta alla formazione di cittadini più consapevoli, responsabili e socialmente impegnati. Il testo di iniziativa del Veneto prevede che la scelta tra servizio civile o militare, valida sia per gli uomini che per le donne, potrà essere fatta prima dello svolgimento del servizio e dovrà essere svolta tra la maggiore età e il compimento dei 28 anni, con un servizio effettuato nel territorio della propria regione. Il servizio militare ha portato alla formazione di cittadini più consapevoli, dice Donazzan, tanto che gran parte del sistema di protezione civile, vanto nazionale e unicum nel quadro europeo, poggia proprio su uomini che hanno avuto l'occasione di sperimentare il servizio militare. Intanto, già da tempo, grazie agli alpini, vengono organizzate saltuariamente delle giornate istruttive nei quali ragazzi e ragazze imparano nozioni di pronto soccorso e protezione civile, dei campi a stretto contatto l'uno con l'altro con orari e doveri ben precisi, una sorta di mini-naia volontaria che forse in futuro potrebbe diventare qualcosa di più. E poi ci sono loro, i cittadini, cosa ne pensano di questa proposta e come spesso accade si dividono. Una gran vaccata, scusi il termine. Cioè, la Lega, sono i militari, sono i primi a non volere, preferiscono i militari di leva, ma giustamente insomma. Penso che possa essere anche utile per i ragazzi, è una forma di, come dire, di formazione.
14 anni dopo il superamento della leva, dopo il clamore suscitato dalla morte del paracadutista siciliano Emanuele Sceri, la piazza è ancora divisa sull'utilità o meno del servizio militare obbligatorio e la proposta del ministro Salvini di introdurre nuovamente la naia, anche e soprattutto a scopi educativi, ha riacceso la discussione. Bisognerebbe chiedersi quali sono i motivi che ci hanno portati a toglierla, la leva obbligatoria. Partiamo da quei presupposti, ok? Perché l'abbiamo tolta? Da lì possiamo domandarci se è legittimo oppure no reintrodurla. È meglio che i militari li facciano i professionisti, i ragazzi possono drogarsi solo o cercare di andare a scuola se riescono, di studiare per diventare bravi nella vita, ma militare è faticoso per loro e credo che abbiano pochissime attitudini a farlo. Io l'ho fatta a suo tempo, ho fatto 28 mesi e serve qualcosa, però detto tra noi, farla come l'ho fatta io è una perdita di tempo. Io la vedo bene, perché con tutto questi ragazzi giovani che viene su che non hanno nessun rispetto, si vede uno come si comporta quando è fuori dalla famiglia. Io sono favorevole, forse perché sono un ex militare. È un ex militare nel senso che ha fatto il servizio militare? Sì. E che cosa le è rimasto di quel periodo? Beh, innanzitutto il rispetto per le persone e un po' di regole che prima non avevo. Io penso che Salvini sia al di fuori della realtà, perché la realtà è un'altra e perciò lui a un certo punto come ministro dovrebbe sapere la realtà attuale di come si fa il militare e di cosa sono i militari. Sono dei professionisti e basta. Secondo me servirebbe ai ragazzi, imparerebbero cosa vuol dire a volte l'educazione, è una cosa positiva. Regole e educazione? Secondo me sì, perché comunque la leva ti porta ad avere dei principi e dei valori che sono importanti da sviluppare. Venezia omaggia Vanessa Redgrave, a cui la mostra nel 2018 ha conferito il Leone d'Oro alla carriera. Il 30 agosto in sala Casino alle 11:30 si terrà una proiezione speciale dei inviti del film The Aspern Papers di Julien Landé con Vanessa Redgrave, appunto Jonathan Rhys-Meyers e Joely Richardson. Il film è una storia di ossessione, grandezza perdute e sogni di avventure byroniane ambientata a Venezia nel tardo XIX secolo. Una mostra del cinema ormai quasi alle porte, ricordiamo che si svolgerà come sempre al Lido dal 29 agosto prossimo. È davvero tutto, vi lascio adesso alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Tempo molto instabile sulle nostre regioni con fenomeni anche forti. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità. Il cielo sarà molto nuvoloso con rovesci e temporali piuttosto diffusi sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata. Attenzione a possibili fenomeni anche forti. Temperature in calo con minime tra 17 e 22 gradi. Valori massimi compresi invece tra 22 e 29 gradi circa. Diamo uno sguardo ora al Friuli Venezia Giulia. Poche novità anche sulla nostra regione, dominerà il maltempo con precipitazioni temporalesche diffuse un po' ovunque e localmente anche di moderata intensità. Lieve miglioramento entro la nottata. Temperature minime tra 19 e 21 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 23 e 25 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, sarà instabile infatti anche sulla nostra regione. Temporali frequenti a partire dal mattino e anche forti, specie sui settori meridionali della nostra regione. Temperature minime tra 17 e 18 gradi, valori massimi compresi invece tra 28 e 30 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci!